L'11ª edizione della pedalata con il campione ha concluso lo Jesolo Bike Festival inserito all'interno della Jesolo Bike Week. L'evento ha registrato molti iscritti che come ogni anno hanno popolato il piazzale del Kings Club da dove ha preso il via la ciclostorica. Questa volta la bandierina a scacchi è stata sventolata da Marco Villa, CT della nazionale italiana. Prima di partire per gli 80 km previsti, i partecipanti hanno anche avuto l'opportunità di chiacchierare con il 3 volte campione del mondo Oscar Freire, ospite d'onore dell'evento. È sempre bello, no? Per me è un'esperienza anche essere qua in Italia, no? Perché da tanto tempo che non ho pedalato qua in Italia, perché alla fine ho corso tanto, ma su questa zona penso che mai. In Veneto qualche volta, ma su questa parte qua sarà la prima volta, allora è una bella esperienza. Tra gli altri presenti è anche Fondri Esteballan. È stato veramente bello perché andare sugli argini dei fiumi, dei torrenti, in mezzo alla laguna, con un po' di foschia è stato molto molto bello. È bello vedere campioni del mondo, ma soprattutto anche campioni del mondo che avevo un po' perso perché Oscar Freire era qualche anno che non lo vedevo. E sì, c'è tanta passione, tanti eventi, quindi è un evento molto bello